La Polizia di Stato, al fine di conferire continuità ai servizi straordinari annunciati e predisposti dal Questore di Agrigento Licifari, ha effettuato ulteriori attività di istituto finalizzate a rendere più capillare e incisiva l'azione di contrasto a forme di illegalità diffusa sotto il profilo di salvaguardare la sicurezza alimentare. I servizi hanno visto il territorio interessato il comune di Sciacca, condotti in sinergia con la squadra di polizia amministrativa, i funzionari dell'ASP e il servizio igiene alimentare e nutrizione del servizio agli alimenti di origine animale. Sono stati condotti al riguardo 2 controlli ispettivi finalizzati alla verifica degli aspetti igienico-sanitari, titolo di polizia nei confronti di rispettivi esercizi commerciali dediti alla somministrazione di alimenti e bevande ricadenti nel comune di Sciacca. Nel primo esercizio commerciale si è trattato di un ristorante, è stata riscontrata la violazione del regolamento 852 per mancata applicazione delle procedure HACCP, ovvero sia quell'insieme di processi che devono garantire la salubrità degli elementi basati sulla prevenzione. La sanzione amministrativa pecuniaria va da 1.000 euro a 6.000 euro. Altresì sono stati sottoposti sotto il vincolo del sequestro amministrativo 6 kg di prodotti ittici privi di etichetta della tracciabilità, dichiarati non idonei al consumo umano e assegnati alla distruzione. Nel secondo esercizio commerciale si è trattato di una gelateria e di un bar, è stata riscontrata la violazione per la mancata applicazione delle procedure ai sensi dell'articolo 4, sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a 6.000 euro. È stata pure contestata la violazione dell'articolo 18 per prodotti posti in contenitori e confezioni prive di etichette e di tracciabilità, ponendo sotto il vincolo del sequestro amministrativo 45 kg di prodotti alimentari posti dentro contenitori privi di tracciabilità e di etichetta. Quindi il terzo controllo presso un bar, pasticceria e gelateria è stata disposta la cessazione dell'attività di somministrazione fino all'accertamento della data corretta risoluzione delle non conformità maggiori riscontrate, giusto provvedimento messo dal Dipartimento Prevenzione dell'ASP. Nello stesso esercizio, sulla base di accertamenti svolti in ordinanza dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, è stata confermata la difformità in eccesso, contestando il riferimento a quanto già autorizzato dal Comune di Sciacca. Le sanzioni amministrative emesse per circa 5.500 euro sono in fase di definizione da parte dell'autorità e dell'ASP sulla base della documentazione richiesta in sede di verifica e di controllo.